comincia dal comune più piccolo il percorso per coltivare qualcosa di grande, di tornare in Serie D come tanti anni fa, anche in occasione del 40° anniversario del club. Amici di Sportissimi, ciao! Da Salvo Geraci inizia il campionato, inizia l'eccellenza siciliana. Siamo nel girone A e Geraci Pro Favara. I gialloblu hanno già prevalso nei 16esimi di Coppa con la Nissa, la rivale numero 1 per la vittoria finale. Si inizia da qui, da Geraci Siculo, uno dei borghi più belli d'Italia, 1700 abitanti. I Blaugrana sono tornati in eccellenza dopo 3 anni, dopo 2 campionati vinti di fila, una scalata vincente dalla prima categoria. Le due formazioni, il Geraci con il 3-5-2 di Gaetano Mirto si presenta con Barbagallo in porta, in difesa da destra verso sinistra Lopizzo, Bressan e Gusso a centrocampo, Coco, Tripiano, Gonzales, Bonamaison e Pane Bianco in attacco, Rudonia e Fernandez. Invece per la Pro Favara c'è Luca Mancuso in panchina, il vice di Gaetano Catalano squalificato, in porta Sise a comporre la linea difensiva, Bertella, Bontempo e Miano, a centrocampo La Piana, Garufo, Bossa, Caternicchia e Vizzini, Cannavò e Lucarelli a comporre il tandem d'attacco. La terna arbitrale è composta in questo modo con Davide Lopresti che è l'arbitro. Gli assistenti sono Antonino Catanese e Manuele Finocchiaro. Lopresti di Messina, Catanese il primo assistente, anche lui di Messina, Finocchiaro invece della sezione di Acireale. Quasi tutto pronto per iniziare, Geraci in completo bianco, Pro Favara in completo blu scuro, con il primo pallone che verrà giocato da parte della squadra madonita, che torna a calcare i campi d'eccellenza dopo 3 anni dall'ultima volta. Obiettivo salvezza per la squadra di Mirto, tutt'altra cosa per la Pro Favara, che con la Nissa si contende la vittoria di questo campionato. Siamo in diretta dalla Santissima Trinità. E allora si parte tutti comodi, inizia Geraci Pro Favara. Sono 6 i cambi di formazione per Mirto rispetto al 4-4 contro la super giovane Castelbuono nel ritorno dei 16esimi di finale della Coppa di Eccellenza Siciliana. C'è il ritorno di Barbagallo in porta, c'è l'utilizzo di Bressan al centro della difesa, nuovo acquisto, la classe 98. A centrocampo il debutto da parte di Agustin Bonamaison, interno di sinistra, che prende il posto di Sapienza, che oggi parte dalla panchina, lui che ha segnato nella gara di ritorno contro la super giovane. In attacco invece c'è la novità più assoluta, Roy Rudonia, classe 95, che ha sostituito Iannotti che si è trasferito al Marsala. Rudonia che è figlio di Mladen Rudonia, colui che nel 2001 segnò il gol qualificazione contro l'Ucraina, portando la Slovenia ai mondiali per la prima volta nella storia del calcio. Roy invece è cresciuto nell'Under 18 della Sheffield Wednesday in Inghilterra, esperienze anche in patria, in Slovenia, ma anche in Olanda, l'RKC di Waalwijk, esperienze anche in Austria e a Malta. Questa qui la sua prima esperienza in Italia, qui a Geraci Siculo. Forma il tandem d'attacco con Marcio Fernandez, che ha giocato soltanto l'andata della gara di Coppa con la super giovane. Mirto lo ha lasciato riposare in quella di ritorno. Adesso il ritorno dal primo minuto. Nella Pro Favara invece sono 2 i cambi rispetto all'1-0 subito per mano della Nissa nel 16esimo di ritorno di Coppa. Una sconfitta che però non ha inciso sul risultato totale, dato che l'andata era finita 3-1. Primo tiro
dalla distanza da parte di Calogero. La Piana, dicevamo, 2 cambi con Caternicchia che prende il posto di Lupo, squalificato. Sta scontando la seconda partita su 3 fuori, lui che è stato espulso nella semifinale playoff dell'anno scorso. Senti anche Ficarrotta che con il Siracusa ha conquistato la Serie D ai playoff nazionali insieme ai suoi ormai 12 ex compagni, squalificato perché dopo 4-0 subito in casa per mano dell'Igea si è tolto la maglia regalata ai tifosi della Curvana, giusto che non è stato apprezzato dalla giustizia sportiva. Allora, turno di squalifica che oggi Ficarrotta sconta. Sente Chervini nella Pro, invece nel Geraci sconta la quarta giornata di squalifica su 5 di Assi. Nel derby l'anno scorso in promozione contro la Super Giovane Castelbuono, a Castelbuono vinto 1-0, ancora la Piana da fuori, centrale, senti anche il nuovo acquisto Giovagnoli che sta recuperando in questo inizio di stagione, ancora deve dirottare l'argentino. Senti anche Albanese l'approccio convocato inoltre Ivan Buonanno l'anno scorso con l'Acragas, il salto in D. Sembra essere equilibrata questa partita, questa prima fase. Avanza Coco, giracese di nascita con la fascia da capitano al braccio, calcio d'angolo, gli applausi per Marcelo Coco, prima da capitano con il Geraci nel 4-4 con la Super Giovane Castelbuono. Oggi fascia riconfermata. Il capitano delle Geraci è Gnassi, soltanto che lui è squalificato, oltre che ad essere infortunato. Avanti la squadra di Mirto, Fernandez dietro per il nuovo acquisto Panamaison, il secondo momento il cross a cercare dall'altro lato Cotto. Pardon, il capitano non è Cocco ma è Pane Bianco, fascia cambiata allora. Però Favara decisamente con i favori del pronostico, obiettivo Serie D in più ad affrontare una squadra matricola di questo campionato come il Geraci, da parte di Bossa che può girare subito in fascia. Allora avanza la squadra oggi gestita da Mancuso in 2 a cercare Bugonia, pardon, il pallone che è uscito. Ancora Mossia nel faro del centrocampo della Pro, cerca di avanzare la squadra ospite, pallone messo dentro dalla Bressan. Siamo nella zona del calcio d'angolo, anche se il pallone è finito in rimessa laterale. Però Favara che giustamente cerca la via del vantaggio. Il cross invece sul secondo palo con il primo Garbagallo ad allontanare. Rimessa affidata a Berdella. Piano Bossa, ancora
andrà dall'altro lato a cercare Calogero. La Piana, troppo lungo, servito dal capitano della Pro. Allora si riparte da Barbagallo. Questo qui è il quinto precedente tra le due squadre. La prima volta si affrontarono nella stagione 18-19, la prima nella storia del Geraci in eccellenza. 0-0, al ritorno 4-0 della Pro Favara, casa del Geraci, anche se non si gioca la Geraci sicuro, ma Castigliana sicura. Poi la stagione successiva Geraci conquistò una doppia vittoria, prima in trasferta 2-1 e poi in casa contro il caso, scusate il gioco di parole, sempre 2-1. Adesso il ritorno di questa sfida sempre in eccellenza, contesti ovviamente diversi. Della Pro Favara cerca in maniera regolare. Lucarelli, intanto Bertella accanto a lui, Pro Favara che sta prendendo sempre di più spazio mezzo al campo. Garuffo, esperienza tra i professionisti per lui. La Piana mette dentro, colpo di testa di Cannavò sul fondo, anche se c'è una posizione di fuorigioco per l'attaccante classe 92. Calcio di punizione per Geraci, che comunque si è visto dalle parti di Sisse, ex della partita, il grande ex di questo pomeriggio, anche se ancora non sono arrivati i tiri. Ciò che invece ha dimostrato la Pro su questo Lucarelli l'anno scorso. Per la squadra ospite. Presenti anche i tifosi della Pro Favara, stamattina nel settore ospiti del Santissima Trinità. Bandiera a 4 per il Geraci, la partenza di La Piana oltre la traversa del suo tiro. Inizia a scattare in piede Calogero. La Piana l'anno scorso grande stagione, la prima con maglia 14 gol. Sbagliato, proprio con Garuffo. Gonzales, la girata di Cannavò, far correre La Piana, avanza La Piana il sinistro in diagonale, forse una deviazione, però secondo la terna era rimessa dal fondo per Barbagallo.
Il rinvio del portiere ex Caricati, colpo di testa fuori da parte di Liverpool. Pane bianco, il passaggio per Bojan Mason, colpo di testa bloccato da parte di Liverpool, rimessa la squadra di Motto. Riprende a gestire il pallone, la Piana sbaglia il passaggio, tutto allargato dalle parti di Pane bianco. C'era dello spazio a sua disposizione, sta andando bene la Piana, l'aggancio, la Piana che andava dietro, ancora la Piana, tutto Trippiano, sì, 2006 anche lui arrivato, la prima esperienza tra i grandi, ex rivale adesso Academy Palermo, la chiusura di Bressan. Piana, terza verso il destro, pallone morbido dentro l'area di rigore. Un'altra chiusura fuori. Colpo di testa di Miano. A dare la rimessa a Geraci. Quarto d'ora, sempre 0-0. Geraci che in questo momento resiste alla carica della Pro Favara, soprattutto alle iniziative di Calogero La Piana. Fernandez ora calcio di punizione. Sarà calcio di punizione per i gialloblu, tenuta in scura. Con il sinistro Lucarelli, il destro Desiderio Carifo. Caruffo, palla la Piana, posizione regolare. Recupero di Gonzales, fa finire alla Pro. Calcio d'angolo, battuto corto, Garuffo, cross deviato. Si prende tutto il tempo disponibile per far ripartire l'azione al suo Geraci. Rinvio di Barbagaglio. Garuffo, tira in grossa. Salvizzini, pallone scorre, preso nuovamente da Desiderio Garuffo. Seconda presenza, dopo aver giocato il 16 minuto.
colpo di testa di Fernandez verso Ludonia, la presa di Cissé, che con la maglia del Geraci ha giocato la stagione 19-20, la seconda del Geraci in eccellenza della storia, 7 presenze tra campionato che poi non stop a marzo dei campionati a causa del Covid. Che ha vissuto una storia molto particolare, la perdita del fratello che è scappato dall'Africa per evitare di concludere anzitempo la propria vita. Soprattutto il calcio unito con Sales. Arbitro, sei venduto, sei! Arbitro, sei una testa di... Il calcio di punizione, la piana, il cross, il colpo di testa va via, si riprova dall'altro lato con Max Lucarelli a cercare la piana del pallone da parte di Ludonia. Buona Maison, cerca Fernandez, non arriva, cambio di Pedrazzo, altro 2006. Squadra invece molto più esperta, quella del campo. Cetizzini nella quarta del campo con Leandro, Lucarelli, il tiro Barbagallo, in qualche modo con la croce a salvare il risultato. Verso la porta di Max Lucarelli, Bertella insiste la prova, Bossa, Garuffo, Tornato nel campo, ancora Vizzini a superare con velocità Trippiano. Vizzini si fa tutto il campo, la creazione, il calcio d'angolo. Pallone in mezzo, secondo palo, che ha messo fuori. Si lotta ancora. Per un nuovo possesso di palla. Il pallone uscito, stava arrivando a Bertella. La battuta di Pale Bianco, colpo di testa fuori, sempre di Bertella.
Miano di testa, Garufo dietro. Caternicchia, terzino ma usato come mezzala di centrocampo da Gaetano Catalano. Questo inizio di stagione. La Piana, ancora lui, avanza la Pro, viene chiesto il pallone in mezzo, servizio che non c'è, ancora Vizzini a insistere sulla deviazione in calcio d'angolo. Ovviamente si stanno giocando anche le altre partite del girone A di eccellenza siciliana. Siamo nella prima giornata, ieri la vittoria dell'Athletic Palermo su Maspra per 2-0. Intanto qui sale la Pro, pallone dentro con Cannavò che sfiora il palo dopo il servizio di Bossa. L'occasione più grande fino a questo momento del match. La vittoria del Castellammare 2-1 sul Mazzara. Sempre per quanto riguarda gli anticipi di ieri, oggi alle 15:30 4 partite. Ovviamente Geraci prova a fare ancora solo 0-0. C'è Mazzara 46, Unitas Sciacca 1-0, gol di Ortiz per la squadra di casa. In campo anche Polvere Castelvetrano, Accademia Trapani 0-0. E Don Carlo Misilmeri Casteldaccia. Partita sullo 0-2. Alle 16:30 invece Fulgatore Super Giovane Castelbuono, che potrete seguire su Sportissimi tra l'altro, e Nissa Marineo. Punizione Pro, la battuta di Garufo secondo Paolo Barbagallo, anticipare Miano. Questo pomeriggio in campo non soltanto ovviamente il girone A di eccellenza, ma anche il girone B. E poi i 4 gironi di promozione. La cross di Bora Maison direttamente sul fondo. Cerca di dimostrare le sue qualità Augustin Bora Maison, classe 96, non ufficializzato da parte della società, ma al debutto oggi con la maglia del Geraci. Facendo anche un recap per quanto riguarda le panchine, il Geraci ha a disposizione Caluso e Keita per la porta, poi Zafonti, Bontà, Cigno, Valor, Conate e Sapienza. La Pro invece ha Sansone per la porta, poi Di Bella, Rizzo, Noto, Calagna, Camilleri, Retucci, e Marino. La Piana non ce la fa a prendere la bossa, allora Fernandez appoggia per Bona Maison, anticipato, fermato da Caternicchia. C'è un cartellino giallo per l'ex Canicatti. Il secondo ammonito del match, il primo è stato Gonzales del Geraci.
proprio Gonzalez alla battuta di questa punizione. Pallone morbido, secondo palo, a cercare la testa di Bressan. Pallone sul fondo. Possa subito far partire l'azione Lucarelli. Nel frattempo ha raddoppiato il Mazara 46 su Luita Sciacca. Il gol di Perrone. Fernandez, non c'è nulla, secondo l'arbitro non c'è calcio di rigore. Ciò che ha cercato Marcio Fernandez. Chiede spiegazioni Pane Bianco. Soltanto rimessa laterale con il pallone recuperato da Bossa. Si ritorna dietro Bressan. Pallone largo, Pane Bianco ad aspettare qualcosa dall'altro opposto. Intanto Bonamaister si è preso la rimessa laterale. Pane Bianco serve dietro Busso. Si ritorna totalmente da Barbagallo. Miano risponde. La conquista del possesso da parte di Lopizzo. Rudonia lotta insieme a Vizzini. Si gira Garufo. Sale Bertella. Lucarelli. Garufo, la pressione degli avversari. Lancio lungo, colpo di testa a levar via di Bressan. Insiste il Geraci e lo fa con Bonamaister che scivola. Rudonia protegge il recupero di Bertella. Gonzalez, altro fallo, secondo l'arbitro, che rischia perché è stato già ammonito. Si batte la punizione, ma bisogna aspettare l'arbitro. Adesso si può andare. La Piana verso l'interno del campo, l'alza morbida verso Cannavò. Gli scambi sempre in quella zona di campo. La Piana morbida con il destro, pallone che finisce fuori. Arbitro, sei vergognoso! Colpo di testa di Bertella, che ferma il team del gioco, va a parlare con Roy Rudonia. Perché raccomandazione, nuova rimessa per il Geraci. Pane Bianco, lo scambio con Bonamaister, si va dietro Gonzalez, lancio lungo verso Fernandez, esce Sise e rilancia profondo. La Piana, aggancio perfetto contro Lopizzo, ancora La Piana va verso l'interno, non c'è fallo secondo l'arbitro da parte di Lopizzo. Il pallone viene allargato, ultimo tocco e di Pane Bianco, ma per sua fortuna c'è Barbagallo. Fernandez a contendersi il possesso
con Bertella. Rimessa laterale per il Geraci. Ancora Fernandez verso l'interno della porta, tiro largo del portoghese. Miano, protezione di Bertella, poi cade, si va a prendere il calcio di punizione. Bossa, Garufo, sale Lapro con Vizzini, allarga per la Piana, doppio passo, cross basso, Lopizzo, il calcio d'angolo. Vuole il gol, Lapro Favara, si inserisce Garufo all'interno dell'area, il tiro da fuori, tira Piana, blocca Barbagallo. Vizzini, la Piana, Garufo dietro per arrivare da Bossa, poi Garufo apre tutto nella zona di Bertella. Caternicchia, Lucarelli, nessun fallo qui, pallone complice dello scivolamento da parte dell'argentino. Poi Bossa chiude la passata di Russo. Anche tanti bambini qui alla Santissima Trinità a guardare la partita allo stadio. Pane Bianco, giocata contro Caternicchia, cerca di insistere, poi la chiusura di Bertella abbastanza fondamentale. Russo cambia gioco, l'aggancio di Coco, cross tentato da parte sua, pallone fuori con il calcio d'angolo guadagnato dalla Geraci. Dicevamo del 2-0 nella partita tra Visilveri e Casteldaccia. Secondo gol segnato da Logerfo, calcio d'angolo qui per il Geraci, la battuta affidata a Pane Bianco. Si alza anche un po' di dentro qui a Geraci Siculo, parte Pane Bianco, basso, bello il tocco di Bora Maison, lo schema della squadra di Mirto che stava per funzionare. Occhio però, perché la squadra madonita è scoperta, erano in due ad avanzare verso la fascia di destra, Lucarelli e la Piana. Geraci che stava andando a un passo dal gol, eppure costruito contro una squadra tra le favorite del campionato, ma allo stesso tempo c'è stato un buco difensivo notevole con Lucarelli e la Piana che potevano fare quello che volevano a destra. Ancora la Piana, pallone dentro, colpo di testa a levar via, il recupero di Bossa, Garufo, largo, la Piana in fuorigioco. Il classe 97 non c'è, dice la Piana all'assistente. Calcio di punizione per il Geraci. Colpo di testa di Pane Bianco, Rudonia verso il centro, Bossa col fallo da parte dello sloveno.
stai calmo, 4. Chiede di ribattere la punizione. Lo presti di Messina. Lancio lungo di Vizzini. Lopizzo fa ricominciare l'azione per il Gerazzi. Cerca di avanzare la squadra di Mirko con Tripiano. Fernandez si ferma, il pallone non esce. L'assistente vicino a guardare. Gonzales, ancora Gonzales, in mezzo a tanti avversari, fermato, allora avanza la Pro. Gerazzi abbastanza scoperto, ancora una volta, pallone largo, Cannavò, ce l'ha sul destro, il fallo, calcio di rigore per la Pro Favara, il fallo da parte di Lopizzo, che è intervenuto nettamente su Cannavò, e allora opportunità dal dischetto per la squadra di Catalano, oggi gestita da Luca Mancuso, ed è proprio Cannavò ad incaricarsi della battuta. Pronto a calciare Antonio Cannavò. Cannavò, il vantaggio della Pro Favara. Antonio Cannavò, il primo gol in giallo-blu, con la rete segnata al 40° dal dischetto, 1-0 al Santissima Trinità. Il vantaggio cercato tanto dalla squadra di Catalano, trovato però dal dischetto. Nonostante ciò, un Gerazzi voglioso di trovare la via del gol, la sblocca la Pro Favara con Antonio Cannavò. Sei venduto, arbitro, venduto! Non ha bisogno di piacere, arbitro, non vuole! Non vuole Si riparte con il vantaggio della Pro Favara. La rete segnata da Antonio Cannavò, fermato Pare Bianco. arbitro! Fai bene, arbitro! Gonzales, Tripiano si gira, serve largo Lopizzo verso Fernandez, il tocco di Bossa. Gonzales, ancora Tripiano, dietro Lopizzo verso l'interno, sbaglia il passaggio, allora Caternicchia. Vizzini, lancio lungo, trova Lopizzo, chiede calma ai suoi, Luca Mancuso dalla panchina della Pro. Gusso, Bressan, Pane Bianco, lo insegue Caternicchia, c'è il varco per Fernandez, ferma tutto Miano. Era buona l'idea per il portoghese. Ancora Bossa, la gira Vizzini, la piana, ancora Vizzini, la piana, vuole lo scambio con Cannavò, ma perde un attimo il possesso, allora Rutonia contro la pressione di Miano, che chiude in fallo laterale. L'esperienza di Roberto Miano, arrivato l'anno scorso dopo la promozione in Serie D a Ragusa, ha vinto anche la Coppa Italia di Eccellenza. Dovrebbe ripetere tutto con la maglia della Pro Favara. Rutonia sterza sul destro, il cross in mezzo, esce Sisse, il colpo di testa
a levar via da parte di Garufo. Trepiano il sinistro al volo, altissimo. Tantissimi gol nel settore giovanile dell'ex Rivolla per Francesco Trepiano. Oggi al debutto tra i grandi. Lucarelli, grande sponda. C'è la scivolata vincente di Lopizio nel passarla a pane bianco, ma è anche ottimo il recupero di Caternicchia. Insiste nel duello con l'ex Trapani. È rimessa per la Pro. Garufo subito con le idee chiare nel passarla alla Piana. Il tiro di La Piana, incredibile! Stava andando a segnare un gran gol. Vicini al tempo di recupero. Passaggio di Bossa, Cannavò dietro, sventagliata di Bossa, nessun aggancio buono da parte di Max Lucarelli che dice no con la testa. Gonzales, lancio profondo, Fernandez anticipato ancora da Damiano. Vedremo fino a quando farà giocare l'arbitro. Caternicchia, Bertella, ancora Filippo Caternicchia. Possesso da parte della Pro Favara che attende la fine del primo tempo. Il gol di Cannavò al 40esimo su calcio di rigore. Vizzini dietro da Garufo verso la Piana. La Pro va in maniera lenta a gestire questo pallone. Garufo va a trovare molto bene Bertella, traversone basso, allontana la difesa del Geraci rischiando anche qualcosina. Si nota ancora con Rutonia che ha sempre avuto questo tipo di palloni. L'arbitro fischia la fine del primo tempo dopo 2 di recupero. Il vantaggio della Pro Favara al 40esimo, il gol su calcio di rigore di Antonio Cannavò. Eppure il Geraci ci ha provato, tentando varie volte la conclusione verso la porta dell'ex Sise. C'è ancora molto da lavorare, Geraci ancora un cantiere aperto, mercato definito invece da tempo per la Pro Favara che ha insistito quando la partita era ancora sullo 0-0. Poi paradossalmente il gol lo ha trovato su calcio di rigore, ovvero nella maniera più facile, con Antonio Cannavò al primo gol con la maglia giallo-blu. Noi ci ritroviamo tra meno di un quarto d'ora per il secondo tempo di Geraci Pro Favara, sempre qui in diretta dal Santissima Trinità.
Mario, tu sei l'uomo della storia di Palermo, hai giocato e segnato dalla A alla D, ora scendi in eccellenza, con quali sensazioni anche dopo uno stop dal calcio giocato? Sì, dopo essermi seduto diciamo, per quasi 2 anni è stato difficile perché comunque ritornare a fare gli allenamenti dopo così tanto tempo fermo non è semplice, però la voglia c'è, quindi questo corsino mi ha fatto fare anche questo, quindi vediamo, dai, a me ho tanta voglia, sto bene, quindi voglio cercare di dare qualcosa a questi ragazzi. Tra l'altro tu non sei mai rimasto fermo in realtà, perché sei diventato un ottimo giocatore di padel, da quello che ci è stato raccontato, ti sei anche tuffato nell'imprenditoria, insomma hai deciso che Palermo, anche dopo aver smesso di giocare tra i professionisti, deve essere anche la tua casa per una vita futura. Sì, diciamo che ho passato un periodo a giocare padel, adesso purtroppo mi sono fermato perché giocando non lo posso fare più. Sì, poi il ristorante, diciamo che Palermo ormai è casa, quindi non sto mai fermo, anche perché qua mi danno tanto affetto, quindi mi trovo bene e spero di rimanerci a lungo qui. Ecco, il Palermo, ancora ci sono alcuni giocatori che sono rimasti intanto dalla cavalcata alla D alla C e poi dalla cavalcata che tu hai vissuto dalle retrovie dalla C alla B. Hai sentito qualcuno dei tuoi ex compagni dopo la firma con l'Athletic Club Palermo e soprattutto cosa ti hanno detto? No, ero là quando c'era Eugenio, che ero con loro. Comunque ero molto, molto felici perché avere una società così forte dà tanta sicurezza, quindi sono contenti. Ovviamente si alzano un po' tutte le asticelle e bisogna dare sempre qualcosa in più, però erano tranquilli e felici di questa situazione. Ecco, tu adesso che li vedi dall'esterno, tante novità, società nuova, nuovi giocatori, anche alcuni che arrivano dalla Serie A come Di Francesco che ha giocato fino all'altro ieri in Serie A, come vedi questo Palermo e se pensi che possa essere finalmente arrivato il momento del ritorno in Serie A? Beh, già che portano questi tipi di giocatori vuol dire che stanno dando importanza a questa città, quindi ben vengano e speriamo che prima possibile siano già in Serie A che questa tifoseria se la merita. Ultima domanda, tu stai per tornare in campo in eccellenza, che non hai mai naturalmente fatto. Com'è collocarti già dopo essere stato in Serie D, che comunque è stata un'esperienza nuova per te, com'è collocarti in un campionato ancora più indietro, anche se vedendo i giocatori che sono in campo è come se fosse una squadra già proiettata in avanti? Sì, diciamo che hanno preso dei giocatori importanti che in altre squadre l'anno scorso hanno fatto le prime fasi, quindi siamo una bella squadra e ovviamente devo capire un po' come funziona, ma sono sicuro che andrà bene perché da piccolo giocavo in queste categorie qua così, quindi non è una cosa nuova. Il CUS nel risultato dei 180 minuti esce sconfitto, però in vista del campionato, che comunque è una strada lunga, torna a casa, torna a Palermo con delle buone risposte. Sì, assolutamente sì, perché era quello che avevo chiesto ai ragazzi in questo doppio impegno. Penso che era un doppio impegno difficile perché comunque sapevamo la caratura dell'avversario e gli obiettivi dell'avversario, quindi penso che è stato nei 180 minuti ci sono stati sicuramente spunti positivi per gran parte, devo dire, e qualcosa diciamo, su cui sicuramente dobbiamo lavorare in vista del campionato, perché adesso mentalmente dobbiamo pensare a quello. Ecco, forse l'unico rammarico può essere legato al fatto che con l'uomo in più per tutto il secondo tempo forse è mancato quel guizzo che ti poteva permettere di portare in vantaggio la squadra. Ma devo dirti la verità, io penso che invece è uscita lì la caratura di questa squadra del Piana, nel senso che nella sofferenza con uno in meno i giocatori più rappresentativi sanno come si gestiscono queste partite, soprattutto una partita di Coppa, sanno che poi possono aspettare l'episodio che la può sbloccare e così poi hanno raggiunto su questo calcio d'angolo il 2-1 e poi secondo me l'ultima mezz'ora devo fare i complimenti a loro perché hanno voluto questa qualificazione e noi tra virgolette possiamo soltanto leccarci le ferite per ciò che nel doppio incontro magari abbiamo sprecato o comunque regalato. Ecco. Inizia il campionato, tra una settimana non c'è tempo di rimuginare sull'uscita di Coppa. Che girone ti aspetti qui in questa promozione? Soprattutto che CUS ti aspetti nel contesto del girone?
Ma sicuramente il girone è molto impegnativo, su questo non ci piove, le squadre fino anche negli ultimi giorni si stanno rinforzando, quindi io penso che di qua a 2 settimane ancora qualcuna cambierà pelle. Noi penso che manterremo sempre lo stesso profilo di una squadra che vuole sicuramente far bene partita dopo partita senza darsi degli obiettivi. Il nostro obiettivo è settimanale, nel senso lavorare e raccogliere i frutti del lavoro che facciamo, rispettando al massimo gli avversari, sapendo che comunque è un campionato veramente tosto. Poi per noi che comunque abbiamo ancora dal punto di vista dell'esperienza qualcosa da guadagnare, la dobbiamo colmare sicuramente con attaccamento e lavoro, con tutti i nostri giovani che abbiamo. Il rischio è che la sua squadra potesse prendere sotto gamba il match odierno, cosa che non è successa. Infatti la squadra è riuscita a superare il turno grazie a questo pareggio 1-1 nel campo dell'Oratorio Marineo e sembra non aver patito particolarmente gli attacchi ospiti. Un suo giudizio sulla prestazione dei suoi ragazzi oggi? Abbiamo perso un po' di tempo per entrare in partita, poi ci siamo entrati, siamo stati bravi a fare gol in contropiede con Ivan Lavardera. Siamo arrivati 2 o 3 volte a tu per tu col portiere loro, con Federico Matera che è stato sfortunato a non fare gol. Quindi sicuramente c'è da lavorare, c'è da migliorare, soprattutto per il gol preso. Abbiamo peccato forse di leziosità e quindi ci sta appunto per rimediare in settimana e prepararci per la fine di campionato. La sensazione è che ha tra le mani una squadra molto forte per la categoria, con giocatori possenti, di statura e che potranno giocare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato, anche perché la scorsa stagione ben 2 squadre tra le neopromosse erano nel girone A di eccellenza. Quest'anno il Misilmeri potrebbe essere una tra le favorite per la promozione in Serie D? È un parolone questo, perché noi come fisicità abbiamo, come dicevi prima, i due nostri centrali, Costantino e Mancuso. Tra l'altro ora Alberto Costantino mancherà le prime 3 giornate di campionato, quindi troveremo delle alternative per sopperire a questa mancanza. Tra l'altro oggi a proposito di mancanze, oggi mancavano Raimondo Lucera e Salvatore Pastorella, che per noi sono giocatori importantissimi. Li abbiamo tutelati in virtù appunto dell'inizio del campionato e quindi dire che siamo una tra le ipotetiche vincitrici non mi sento dire questo. Mi sento di dire che è un ottimo gruppo di ragazzi, un ottimo gruppo di giocatori. La società ha fatto degli acquisti mirati per cercare di dare un'identità di gioco a questa squadra. Noi vivremo di giornata in giornata, quindi dando tutto, dando il massimo, ma rispettando i nostri tifosi che sono sempre presenti e sono il 12° uomo in più per noi. E proprio a proposito di società e a proposito di calciomercato è stata allestita una squadra che vede un bel mix tra giovani ed esperti e questa potrebbe essere un'arma in più in vista del prossimo campionato, il fatto di poter comunque avere a che fare con poter contare su dei giovani molto interessanti che sono stati selezionati molto accuratamente dalla dirigenza. I giovani l'anno scorso hanno fatto un'impresa vincendo il titolo regionale con la Juniores, quindi siamo contentissimi di questo mix. I giovani devono fare tesoro dei consigli dai grandi e poi bisogna che si crei in gruppo senza fare questa distinzione. Come base di età media il gruppo è giovane tutto, quindi siamo contenti degli under che abbiamo, lo stanno dimostrando, quindi ci alleniamo bene, i grandi appunto sanno dare le giuste indicazioni quando c'è da darle ai giovani e i giovani li ascoltano volentieri. Molto soddisfatto della prestazione, un po' meno del risultato perché secondo me noi oggi avremmo meritato di vincere. Nel primo tempo a mio avviso avremmo meritato noi di sbloccare la partita, invece davvero al primo tiro in porta, non per modo di dire, ma al primo tiro in porta gli avversari, peraltro nemmeno pericolosissimo perché insomma generalmente Sendin queste le blocca con facilità, purtroppo abbiamo subito il gol. E da lì chiaramente si è complicato tutto, noi avevamo l'intenzione di riaprirle il prima possibile, poi in realtà abbiamo dovuto inseguire, però ripeto sono molto contento del fatto che siamo rimasti dentro la partita con la testa e anche con le idee, con il nostro modo di giocare, abbiamo cercato di portare avanti fino alla fine, ripeto prestazione molto convincente che dimostra una crescita, era quello che io avrei voluto riscontrare, una crescita rispetto a 7 giorni fa importante. Prestazione molto interessante da parte di Nunes Correa, il numero 11. Un pensiero su questo giovane ragazzo? Sì, Correa è arrivato 10 giorni fa, quindi non ha ancora
assimilato quello che è la nostra idea in campo. Questo si nota, a mio avviso, perché comunque molto spesso è slegato, però è chiaro che il suo talento è altrettanto innegabile, riesce a inventarsi delle giocate importanti. Chiaramente, ripeto, dobbiamo ancora andarla a inserire nei nostri meccanismi e sono certo che quando questo accadrà le sue peculiarità verranno fuori in maniera ancora più dirompente. L'obiettivo stagionale del Marineo sarà anche quest'anno la salvezza o si punta ad alzare un po' l'asticella rispetto alla passata stagione? No, noi in virtù del campionato, che davvero quest'anno è livellato molto verso l'alto, dobbiamo mantenere i piedi per terra e pensare a salvarci il prima possibile. Poi è chiaro che una volta che ci salveremo le nostre priorità saranno quelle di valorizzare il più possibile i nostri giovani, quindi sarà un campionato sicuramente da salvezza, speriamo una salvezza il più tranquilla possibile e poi di riuscire a mettere in mostra i tanti giovani che abbiamo, che sono un nostro fiore all'occhiello. Vai, Oso! Secondo tempo di Geraci Pro Favara, è la prima giornata del girone A di eccellenza siciliana con la Pro in vantaggio
grazie al rigore trasformato da Cannavò al minuto 40. C'è stato un cambio nel Geraci, è uscito Coco, è entrato Konate. Geraci che è passato al 4-4-1-1 con Bonamaison dietro. Unica punta Fernandez. Rudonia si è allargato, Panebianco si è abbassato, con Lapizio che va a fare il terzino fuori gioco. Nel frattempo si continua, c'è il sinistro in porta, Cissé respinge al tiro di Bonamaison, ma appunto c'è stata la segnalazione da parte del guardalinee. Facciamo un recap delle due formazioni: Geraci con Barbagallo in porta, in difesa Lopizzo, Bressan e Gusso a centrocampo, Tripiano, Konate, Gonzales, Bonamaison e Panebianco, in attacco Rudonia e Fernandez. Profavara che invece ha mantenuto gli 11 iniziali in questo primo tempo, ha segnato con Cannavò. In questa ripresa appunto non ha operato cambi. Nel frattempo seguiamo questa azione con il calcio di punizione conquistato da Garufo, anche in questo caso 3-5-2 almeno all'inizio. Cissé in porta, Bertella, Bontempo e Miano in difesa, La Piana, Garufo, Bossa, Caternicchia e Vizzini a centrocampo, Cannavò e Lucarelli in attacco. Punizione pro Favara, che ha avuto diverse occasioni per sbloccare la sua azione. Nonostante ciò il Geraci ha cercato di fare la propria partita, anche se conclusioni pericolose dalla porta della Pro Favara non ne sono arrivate. Comunque c'è stata una buona personalità. Alla fine la Pro l'ha sbloccata nel modo più facile sul calcio di rigore. Adesso questo calcio di punizione, La Piana pronto con il destro, 4 in barriera, invece va il sinistro in porta direttamente da parte di Lucarelli. Il gol di Max Lucarelli, il raddoppio della Pro Favara, il primo gol in giallo-blu per l'ex Taormina, 2-0 direttamente su punizione Max Lucarelli. Inizia nel migliore dei modi la ripresa per la squadra di Catalano, oggi gestita dal vice Luca Mancuso, perché Catalano si è preso una squalifica fino al 25 di settembre dopo il 16° di ritorno di Coppa contro la Nissa. 2-0 il gol di Max Lucarelli. Pro Favara che adesso può restare più tranquilla. Prima il vantaggio di misura, adesso il raddoppio su punizione in questo inizio di ripresa. Per quanto riguarda invece le altre partite, sono iniziate Fulgatore Supergiovane Castelbuono e Nissa Marineo. Calcio di inizio alle ore 16:30, invece sono iniziati i secondi tempi anche nelle altre gare delle ore 15:30. Isilmeri avanti 2-0 sul Casteldaccia, 0-0 tra Folgore Castelvetrano e Accademia Trapani. Avanti anche il Mazzara 46, 2-0 sull'Unitas Sciacca. Doppio passo tentato da Panebianco, lascia tutto a Rudonia, chiede palla Bonamaison, pallone che arriva a Cissé. L'attacco del nuovo entrato Konate, a segno dell'ultima partita giocata dalla Geraci, il 4-4 contro la Supergiovane Castelbuono, formalmente in trasferta ma sempre qui alla Santissima Trinità, perché il Castelbuono ha scelto questo stadio per giocare le proprie partite interne in attesa del Luigi Failla con il manto in erba sintetica. Anche la Pro Favara ha un problema di stadio in questo periodo, infatti
la partita d'andata dei 16esimi di Coppa la giocata a Porta Empedocle alla Vincenzo Collura. I motivi però sono diversi, con dei lavori di manutenzione al Broccoleri. Bossa, il pallone di Caternicchia, girato di prima in fascia, lotta ancora Lucarelli, ci riesce a mantenerla ancora Max Lucarelli. Bossa verso l'interno, il tocco di Konate, il recupero del Geraci. Cusso, Geraci che alla fine sta mantenendo l'assetto iniziale della difesa a 3. Dal momento del calcio d'inizio la difesa si era posizionata a 4. Garufo verso l'interno, la piana, non va in avanti Gonzales, il pallone per Rutonia, avanza ancora l'ex Sheffield Wednesday under 18. Il figlio d'arte, lo ricordiamo perché suo padre Mladen segnò nel 2001 il gol qualificazione con la nazionale slovena contro l'Ucraina, che valse la prima qualificazione ai mondiali appunto della Slovenia. Quell'occasione fu il mondiale di Corea e Giappone. Che noi italiani ricordiamo benissimo per l'uscita per mano della Corea del Sud, episodi legati all'arbitro Moreno. Gioco fermo perché Bonamaison è rimasto giù un attimo. Continuano a cantare invece in sottofondo i tifosi della Pro. Bandiere come al solito degli Ultras giallo-blu. La girata molto buona di Vizzini, si va a prendere anche il calcio di punizione. Bossa avanti contro Gonzales che recupera in modo regolare, se la allunga Bonamaison, incredibilmente sempre Miano a fermare l'azione avversaria. L'uomo mascherato della Pro Favara. Bonamaison quasi ha avuto l'illuminazione perché si è ritrovato con la strada libera davanti a sé. Passaggio al limite, un po' così da parte di Caternicchia, e allora Konate dietro per Lopizzo, Fernandez, controllo sbagliato, recupero da parte di Bossa. Sisse, buon tempo. Passa ancora dietro per il tandem Bontempo Miano. Sale nel frattempo Vizzini lungo la fascia di sinistra. Riceve adesso. Sale Vizzini. Cambia totalmente gioco, pur non calciando il pallone, facendolo viaggiare in aria con tanta altezza. Azione della Pro che però si spegne, finisce tra i guanti di Barbagallo. Facciamo un recap anche per quanto riguarda le due panchine. Geraci che ha a disposizione per la porta Macaluso e Keita, poi Zafonti, Ogponda, Cigno, Valor e Sapienza. Inizia
altrimenti anche Konate, ma è entrato. Errore del Geraci con il recupero della Pro. Bossa largo, c'è spazio, Garufo allarga la piana, forse un po' troppo, riesce comunque a crossare, infatti quel pallone finisce sul fondo, anche se Garufo poi ha detto qualcosa alla piana. Cambio nel Geraci, esce Tripiano, tutto sommato buona la prova del classe 2006 al debutto tra i grandi, appena uscito dal settore giovanile dell'ex Ribolla. Al suo posto l'ingresso di Valor, esce anche Gonzales. Al suo posto entra Sapienza, ex Roccella in promozione Calabra. Che potrebbe impressionare con la sua velocità. Infatti chiede subito palla, battendo le mani in alto. Bossa, forse un appoggio con il braccio comunque controllato in maniera regolare secondo l'arbitro. Brutonia. Nel frattempo 3-0 del Don Carlo Misilmeri sul Casteldazza, il gol di Federico. Avanza il Geraci, poi la Maison, il recupero di Bontempo che poi subisce fallo. Doppio cambio quindi poco fa per il Geraci, sono entrati Valore e Sapienza per Tripiano e Gonzales. La piana nel frattempo mette dentro la presa di Barbagallo. La panchina della Pro è formata da Sansone, portiere, poi Di Bella, Rizzo, Noto, Calagna, Camilleri, Retucci, Puccio e Marino. Ricordiamo anche le grandi assenze in campo. Nel Geraci manca Gnassi, sia per squalifica che per infortunio. Mancano anche Giovagnoli e Albanese. Nella Pro Favara mancano per squalifica due pezzi grossi come Lupo e Ficarrotta, oltre che a Erbini, il giovane classe 2001. Rimessa laterale a cercare la piana, allontana Konate, si cerca Fernandez che la mantiene verso l'interno. Konate, scambio di prima del Geraci, ma c'è il sombrero da parte di Vizzini, si ritorna dietro da Lamin Sissé. Ancora Calogero la piana, classe sopraffina del classe 97, ha rischiato il gol, piazzato verso il secondo palo in diagonale con il destro, uscita di poco alla sinistra di Barbagallo. Bossa gira tutto verso la piana, l'aggancio al limite, va a puntare gli avversari, la piana, il cross in mezzo di prima, il colpo di testa di Cannavò in fuorigioco. Vicino alla doppietta Antonio Cannavò, c'è stata la segnalazione della terna. Fernandez, ok il movimento, ma poi non si ritrova più il pallone. Geraci che qui in casa ha praticamente subito al momento 5 gol nelle 2 partite giocate qui al Santissima Trinità, escludendo quella del ritorno di Coppa con la Super Giovane. Lì formalmente il Geraci era in trasferta, appunto ne ha subiti 5, non ne ha fatto neanche uno, anche se
nel ritorno con la Super Giovane ne ha segnati 4, ma valgono appunto come gol in trasferta. Bossia, Profavara che invece è tornata a segnare nuovamente, ne aveva fatti 3 alla Nissa nell'andata di Coppa, poi la sconfitta di misura al Tomaselli senza segnare. Debutto in campionato qui alla Santissima Trinità, i 2 gol di Cannavò su rigore e di Max Lucarelli su calcio di punizione. Cross da dimenticare per Bertella, e allora rimessa dal fondo per Barbagallo. Altro cambio nel Geraci, pronto ad entrare Zaffonti. Anche lui classe 2006, esce Bonamaison. Si è proposto il nuovo arrivo dentro Zaffonti. Al debutto in eccellenza, è cresciuto e ha debuttato in prima categoria con la maglia del Castellana, ha tra l'altro segnato 4 gol. Buon tempo, l'appoggio dietro a Sise, occhio al pallone vicino alla linea di porta e l'attacco di Marcio Fernandez. Rudonia recupera il Geraci, ci potrebbe essere spazio, il tiro di Rudonia, Sise si distende, il primo tiro in porta dei Madoniti. Ne ha voluto subito approfittare Roy Rudonia. La parata dell'esperto Lamine Sise, l'eccellenza esperienze a Mazzara, Marineo gli ultimi 2 anni. Fernandez, vai nella palla! E anche con la maglia del Caccamo. Lucarelli gira tutto, la piana di prima verso Garufo che voleva il pallone di ritorno, la piana lo riconquista, calcia alto Calogero, la piana. La differenza sotto il punto di vista tecnico si nota come tra le 2 squadre, con la velocità nelle trame di gioco da parte della Pro. Ancora la piana, si propone, calcia verso il primo palo, tiro strozzato. Geraci che invece è ancora un cantiere aperto per quanto riguarda il mercato questa settimana. Sono stati ufficializzati Rudonia e Bressan, oltre che al debutto di Oponda, oggi quello di Bonamaison. Ci sono state anche le cessioni di Iannotti al Marsala e lo svincolo di Macario. Passaggio sbagliato, non la prende al volo Zaffonti. Rimessa laterale per la Profavara.
la battuta di Garufo, la piana, non ce l'ha aggancio, colpo di testa di Bressan che spazza a cercare Fernandez, colpo di testa però di Bontempo. Garufo gira con l'esterno per far ripartire la sua squadra. Garufo sempre da Calogero la piana, manca soltanto il gol per lui oggi. Bossa spinto inizialmente da Rudonia, serpentina di Bossa, l'arbitro ferma tutto. Buone arbitro! Davide Lopresti di Messina, assistito da Antonino Catanese, anche lui dalla sezione di Messina, e Manuele Finocchiaro di Acireale. Lucarelli cercato, nulla da fare, il possesso comunque resta di marca giallo-blu, allontana Zafonti, colpo di testa di Bossa, risponde Bressan, si gioca ping pong con l'ultimo tocco di Vizzini. Zafonti mette giù Rudonia, pallone a metà, non si va a intendere lo sloveno, e allora avanza ancora la Pro Favara, pallone allargato da Lucarelli verso la piana, nulla da fare, primi cambi anche per Mancuso, è pronto Retucci, vedremo un po' chi prenderà il suo posto. Esce Caternicchia assieme a Cannavò, l'autore del gol dell'1-0. Entra Retucci, dentro anche Gianni Calagna, alternative sul fronte offensivo per la Pro Favara comunque di qualità. Bossa, largo la piana, c'è il varco 1-2 lungo con Garufo, la piana si ferma contro Zafonti dietro, Garufo la lascia passare, il pallone viene ricevuto adesso proprio dal non entrato Calagna, poi la piana si trova in una posizione di fuori gioco. Un cretino, non solo capito, ma è un po' un Fernandez insiste con il tocco, Rudonia, Sapienza fermato dal solito Miano, sempre presente, sempre ottimo negli interventi. Vuole il cambio di gioco Desiderio Garufo, nel frattempo Bossa verso la piana, risponde Zafonti, adesso Lopizzo sbaglia nel passaggio, era avanzato troppo Parebianco, praticamente il passaggio è stato abbastanza arretrato.
Bossa. Si muove tanto la Piana, come al solito. Calagna, la Piana, 1-2, rapido, la Piana entra in area, il sinistro di la Piana, basso per Barbagallo. Conclusione un po' insolita da parte di La Piana, perché è uscito un tiro centrale e raso terra. Forse ci si aspettava qualcosina di più rispetto a quanto fatto vedere anche nel primo tempo. Lo stop di petto di Oscar Sapienza, il tacco dietro di Garufo, ancora Sapienza a lottare, destro-sinistro voluto dall'ex Roccella, calcio di punizione, battuto immediatamente Fernandez, se la allunga il passaggio per Lopizzo che calcia, allora che va a finire sul fondo. Ultimi 20 minuti a giocare qui alla Santissima Trinità, con la Pro sempre in vantaggio. Qui il recupero da parte di Rudogna, senza paura si infila, ancora Rudogna, si va sul sinistro, cross morbido in mezzo, respinge Bontempo di testa, poi ci pensa Garufo a mandarla via, il colpo di testa di Lucarelli, ci crede in qualche modo remoto il Geraci, Lopizzo largo, Sapienza, sale ancora basso, le va via ancora Bontempo, la Piana per far ricominciare la Pro Favara. Cercato Retucci, Zaffonti se la cava, il passaggio verso Fernandez che aspetta il pallone, c'era stato il tocco di Bossa, ancora Bontempo, Retucci avanza lui, si intende però con la Piana, passaggio troppo fuori. Geraci che sicuramente avrà modo di confrontarsi con una neopromossa alla prossima giornata. C'è la sfida in casa dell'Accademia Trapani. Diciamo che il debutto per la formazione madonita è stato letteralmente pesante sulla carta, ad affrontare una squadra candidata alla promozione in Serie D. Pallone profondo, il tocco Barbagallo un po' così, non ha calciato alla fine Calagna, è stato l'ultimo tra l'altro a toccare il pallone. Pro Favara invece che giocherà in casa alla prossima partita contro il Mazara 46, ovvero l'ex Mazzarese, sempre alle ore 15:30, salvo cambiamenti. Da capire anche lo stadio in cui si giocherà, se verrà confermato il Vincenzo Collura di Porto Empedocle. Ancora Zaffonti, poi lascia il pallone lì affidandolo a Conate. Comunque il Geraci può andare avanti, colpo di testa di Sapienza, il recupero di Bontempo, Bossa, si muove la Piana, posizione al limite, S Barbagallo con i pugni, era veramente al limite in questo caso Calogero. La Piana, Mancuso lo sta lasciando in campo anche per poterlo far segnare, dato che praticamente ci ha provato per tutta la partita. Retucci, nuovamente per Bossa, necessita anche di idee nuove e fortunato Retucci a vincere il rimpallo, si gira, serve verso l'interno Calagna, il passaggio verso Garufo, al limite, nulla da fare, il lancio profondo,
del Geraci con Bressan, pallone praticamente regalato ai gialloblu, che riescono anche qui a uscire in difesa. Lucarelli, cade Valor, che riprende a far girare il pallone, colpo di testa di Vizzini, incornata fuori all'indietro. Lopizio 1-2 con Fernandez, cerca di avanzare il classe 2006, poi Konate largo da Sapienza. Pallone di ritorno, ancora Oscar Sapienza in mezzo, e va via Garufo. Poi Lucarelli di testa la prende Konate, in anticipo Desiderio Garufo, scatta intanto la piana a sinistra a fronteggiare Giaffonti, che poi senza fallo recupera. Il pallone però resta in bilico tra le due squadre, lotta Oscar Sapienza, il recupero ancora una volta intelligente di Vizzini. Nel frattempo super giovane Castelbuono in vantaggio, il gol di Pennisi a Fulgatore, 1-0 al Polisportivo, quello che potete vedere sul canale YouTube di Sportisili. Tornando indietro con la diretta dedicata, Garuffo in mezzo, c'è il tiro di Lapiana, esce un po' così, era in posizione buona per calciare Calogero. Lapiana, nuovo cambio pro Favara. Vedremo un po' la prossima mossa di Luca Mancuso, esce Vizzini, il classe 2004 che termina così la propria partita. Al suo posto Dylan Rizzo, sempre a sinistra. Colpo di testa di Sapienza Miano dietro, il primo pallone di Rizzo verso Sise. Mossa, gira Garufo, nel frattempo sale, nuovo entrato Rizzo, Lapiana, pallone proprio per lui. Rizzo, c'è spazio a fronteggiare Bressan, nel passaggio però è per Lopizio, il tiro respinto, ci ha provato Calagna. Girocci che ha fatto rimanere il pallone in quella zona di campo abbastanza pericolosa. Pallone in profondità, esce Sise, ma prima di tutti il solito Miano, partita sontuosa la sua. Ovviamente l'avversario è inferiore sulla carta, sarà molto atteso il big match con la Nisa nel corso del campionato. Ancora Lapiana, l'ennesimo tentativo del suo pomeriggio. Giaffonti, Konate perde palla, la recupera Calagna, davanti Barbagallo che mette il guanto, ancora Calagna, Barbagallo lotta senza fallo, il portiere del Geraci.
si gioca ancora, Garufo, Retucci, La Piana era avanzato, gol di Ortiz, pardon, il gol del Mazara 46, 3-0 sull'Unitas Sciacca, risultato forse un po' sorpresa di questa giornata di campionato che si sta sviluppando in questo pomeriggio. Bossa, La Piana, grande aggancio, grande allungo, ma ne esce fuori un passaggio per Barbagallo, che per 2 volte ha allungato il guanto qui, cerca di allungarsela addirittura con il piede. Da portiere moderno, per sua fortuna subisce fallo, cambio nella prova VAR, il quarto per Mancuso. Esce Miano, partita top la sua. È entrato Marino, difensore, ma con la maglia numero 9 sulle spalle. Maglia numero 9 che doveva avere Cannavò, che poi si è andata a prendere la 20 di Marino, e quindi Marino con la 9 adesso in difesa. Meno di 10 alla fine reggono sempre il calcio di rigore di Cannavò e il calcio di punizione di Lucarelli. Spazio per il Geraci, Rutonia allarga da Sapienza a puntare l'avversario, sterza sulle destro, Sapienza in mezzo, c'è l'aggancio, Fernandez mediazione, un calcio d'angolo, si ritrova il pallone casualmente il portoghese, perché dopo il pallone proposto da Sapienza c'è stato il tocco di Panebianco, poi Fernandez lì in area ha trovato la deviazione per questo calcio d'angolo. Lo schema chiamato da Konate. Parte in questo momento, colpo di testa ad allontanare di buon tempo. Anche la sua partita molto pulita al centro della difesa. La Piana con il sinistro in profondità da Retucci, prima Barbagallo, pallone lungo per Sapienza, fuori. Favara che dopo aver affrontato il Mazara 46 alla seconda giornata poi giocherà 2 partite abbastanza importanti, perché prima ci sarà la trasferta di Misilmeri e poi alla quarta giornata la partita con la Nissa in casa. Invece il Geraci affronterà, come detto, l'Accademia Trapani, poi ci sarà la trasferta a Mazara del Vallo contro il Mazara 46 e poi il match qui in casa contro la Don Carlo Misilmeri.
l'orario ufficiale, quello delle 15:30, poi potrebbero esserci sempre le solite variazioni del caso. Punizione per il Geraci, Cissé, fallo sul portiere. Possa voleva il pallone a sinistra, poi col tempo ancora Possa, passaggio un po' così stranamente da parte del capitano della Pro, e allora Rudonia, Sapienza nuovamente per lo sloveno. Sapienza, fallo di Rizzo. Tutti in linea, botte Sapienza, pallone a giro in mezzo, colpo di testa fuori da parte di Rudonia. È stato lui anche nel calciare verso la porta di Lamine Cissé. Con il classe 97 che ha respinto. Cissé che in estate è stato vicino a indossare la maglia dell'Aspra, poi la chiamata della Pro Favara. Aspra che poi ha virato su De Miere, che l'anno scorso giocò proprio al Geraci in promozione, ma che in carriera ha fatto soltanto l'eccellenza prima della scorsa stagione. Avanza la Pro, cercato nuovamente Dylan Rizzo. Il recupero di Pane Bianco deve però uscire da questa situazione, praticamente sta andando indietro invece di andare avanti. Pane Bianco prima, adesso Fernandez verso Sapienza, l'aggancio. Lopizzo, pallone in profondità verso Rudonia, la scivolata decisiva di Bertella. Tempi correttissimi dell'altro under titolare in campo, anche lui, così come Vizzini, classe 2004. Seconda stagione con la maglia della Pro Favara, arrivato dall'Icata l'anno scorso, squadra con cui è cresciuto e con cui ha debuttato anche in Serie D. Ha avuto anche una parentesi in eccellenza in prestito al Via Grande nella stagione 21-22. La Piana verso Retucci che corre, posizione regolare, si cerca anche il fallo da dietro in qualche modo con Gusso, pallone raccolto da Pane Bianco. 30 secondi al 90°, vedremo se ci sarà del recupero. Non ci sono state grosse interruzioni, la partita ormai abbastanza chiusa. Con il Geraci che incassa la seconda sconfitta su 2 in casa stagionale. Intanto l'ottima giocata di Sapienza, fine a se stessa perché il pallone si perde sul fondo. Pro Favara invece che colleziona
la seconda vittoria sulle 3 partite stagionali. Dopo quella contro la Nisa in Coppa. Nisa che sarà maggiormente più agguerrita nel fronteggiare la Pro Favara per la testa della classifica, dato che appunto è stata eliminata la squadra di Caltanissetta dalla competizione, eliminazione diretta della categoria, quindi soltanto una strada può essere disponibile per la Serie D. Ipoteticamente, eventualmente la Pro Favara ha anche a disposizione la via della Coppa, anche se l'organico è abbastanza favorito per vincere questo campionato, raggiungendo il primo posto come ha fatto l'Akragas l'anno scorso, dopo un vincentissimo duello con l'Enna, che non ha ottenuto neanche il ripescaggio, per il quale ha lottato in estate e ha inserito nel girone B. Ieri ha vinto in casa della Messana. Sicuramente ci sarà l'assalto anche quest'anno. Insomma, grandi piazze che vogliono tornare ai grandi fasti di un tempo. Primo step ok per la Pro Favara. Nelle prossime settimane si alzerà l'asticella. Ancora tanto da lavorare invece per il Geraci, squadra che lotterà per la salvezza. Valor tra i nuovi entrati proprio nel Geraci, il tiro al volo provato da Calagna. Geraci che ha fatto entrare anche con Ate Sapienza e Zafonti, la Pro invece Rizzo, Calagna, Retucci e Marino, questi qui i subentrati. Occhio proprio a Rizzo davanti Barbagallo e la mette dentro nella propria porta Gusso. Autogol 3-0 Pro Favara. Anche sfortunata la squadra madonita, l'autogol da parte di Pedro Gusso. E match che va sullo 0-3. È successa la stessa cosa nel 16° d'andata contro la super giovane Castelbuono. Autogol di Ferrarese. Praticamente debutto con autogol, poi Ferrarese proprio al Castelbuono si è andato a trasferire. Episodio che si verifica di nuovo. In questa sfida tra Pro Favara e Geraci è finita intanto la sfida tra Don Carlo Misilneri e Casteldaccia. 3-1, gol di Sferruzza per il Granata. Finisce anche qui a Geraci Siculo, finisce Geraci Pro Favara 0-3 per il giallo-blu. Il gol di Cannavo su rigore, Lucarelli su punizione, l'autogol di Gusso. Pro Favara che si prende i primi 3 punti della stagione, vincendo qui nel Borgo delle Madonie con una prestazione abbastanza solida nel tentativo di primeggiare in questo campionato, questo girone A di eccellenza siciliana, per provare a conquistare la promozione in Serie D. Stessa cosa proverà a farla anche la Nisa, che sta ancora giocando contro il Marineo. Stessa cosa nel match tra Fulgatore e super giovane Castelbuono. Geraci che comunque riceve gli applausi dei propri tifosi arrivati qui allo stadio. Seconda sconfitta di fila in casa per 3-0.
in stagione per il Geraci. Pro Favara che invece adesso va sotto il settore ospiti dello stadio. Applausi anche per la squadra giallo-blu. Il primo passo per raggiungere un grande obiettivo, quello della conquista della quarta serie nazionale dopo 20 anni di distanza. Esulta, gioisce la Pro Favara che vince a Geraci Siculo. Il prossimo match da parte della squadra di Catalano sarà contro il Mazara 46 in casa, da stabilire con certezza dove, perché il Bruculeri è disponibile. Geraci che invece giocherà a Trapani contro l'Accademia. Sentiamo un po'. Esulta, gioisce, canta la Pro Favara assieme ai suoi tifosi. È tutto dal Santissima Trinità, grazie dell'attenzione, ciao da Salvo Geraci. Scende di nuovo.